Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Inchiesta Pandora, mafia e corruzione al comune di Tremestieri e Tenneo. Arrestato il sindaco Rando, sospeso per un anno il vicegovernatore San Martino per il GIP è incline a commettere reati. Sarebbe emersa una strategia dei vertici comunali finalizzata a neutralizzare ogni forma di opposizione politica. Anche a Paternò il sindaco Naso è indagato per scambio elettorale politico-mafioso, confermato l'appello della procura contro il mancato arresto e c'è anche l'ipotesi dello scioglimento. Sul ponte si consuma lo scontro tra maggioranza e opposizione, ma Salvini tira dritto, lavori entro l'estate. Rifiuta soldi falsi per pagare le pizze, Rider e i suoi amici picchiati selvaggiamente a Palermo. L'appello di Cira, mamma coraggio, aiutatemi a curare mia figlia, la bambina di 9 anni costretta a trasferte mensili a Firenze per una rara patologia. Nel cuore di San Berillo l'ex quartiere a luci rosse di Catania, dove le prostitute convivono con nuovi imprenditori. Sport e benessere non solo fisico. In piazza Università a Catania oltre 800 bambini di 20 scuole per una iniziativa del quotidiano La Sicilia. Calcio, la vittoria nel derby contro il Messina apre nuovi scenari per il Catania, la carica del difensore Contec, ora i play-off con la testa giusta. Ancora un caso di mafia e corruzione nel catanese. In carcere il sindaco di Tremestieri e Tenneo, Rando, sospeso per corruzione aggravata. Il vicepresidente della regione Luca San Martino. 11 le persone coinvolte, 30 indagati tra amministratori e politici. I dettagli nel servizio di Roberta Lunghi. C'è la degenerazione affaristica del governo locale del comune di Tremestieri e Tenneo al centro della nuova scure della procura di Catania, che oggi ha portato in carcere il sindaco di Tremestieri e Tenneo, Santirando, accusato di scambio politico-mafioso per avere pattuito il sostegno per le amministrative del 2015 con referenti del clan Santa Paola Ercolano. Ai domiciliari il consigliere d'opposizione Mario Ronsisvalle, poi alleatosi con Rando, accusato di istigazione alla corruzione. Sospeso per un anno dai pubblici uffici il vicepresidente della regione, all'epoca dei fatti deputato regionale Luca San Martino, accusato di corruzione aggravata ma già imputato per voto di scambio in merito alle elezioni europee del 2019 a sostegno della candidata del PD Caterina Chinnici, risultata poi estranea ai fatti. È stato scoperchiato nell'inchiesta dei carabinieri del comando provinciale di Catania il vaso di Pandora, scattati provvedimenti per 11 tra esponenti politici, funzionari comunali e imprenditori, 6 gli arrestati, 30 le persone complessivamente indagate. Grazie alle intercettazioni telefoniche ambientali emersi gli incontri per definire in seno a un consiglio comunale di deliberare il non ampliamento del numero delle farmacie. È qui che si lega parte dell'accusa a San Martino, che avrebbe fatto pressione su burocrati regionali e all'ASP per ridurre il numero delle farmacie su Tremestieri, proprio per favorire il farmacista che avrebbe dovuto portare voti, e cioè il consigliere Ronsisvalle, posto ai domiciliari. San Martino avrebbe anche fatto avere, tramite intermediario, almeno 400 euro a un carabiniere in servizio alla procura di Catania per fare bonifiche e raccogliere informazioni su eventuali indagini in corso. Per la procura un comportamento indicativo di una personalità incline a commettere azioni delittuose. Sono ritenute attendibili dalla procura di Catania le dichiarazioni del collaboratore Silvio Corra, per il quale Luca San Martino avrebbe incontrato nel 2015 esponenti di spicco del clan Santa Paola. Ricostruiti dagli investigatori tra il 2018 e il 2021 gli accordi illeciti tra alcuni amministratori del comune di Tremestieri e di elementi vicini alla cosca mafiosa Santa Paola Ercolano, proprio per l'elezione del 2015 del sindaco Santirando, e la pratica di funzionari infedeli nel concedere permessi e assegnare lavori agli imprenditori amici. Una bufera giudiziaria che investe un politico eccellente. Vediamo le reazioni del mondo della politica. Maglio Viola.
Stop alla delega all'assessore all'agricoltura e vicepresidente della regione Luca Sammartino. Dalla presidenza siciliana filtra la notizia che il governatore Renato Schifani assumerà ad interim le deleghe dell'assessore indagato per corruzione dalla procura di Catania e sospeso per un anno dalle funzioni pubbliche. A Sammartino l'avviso di garanzia è stato notificato all'alba, l'accusa è di corruzione nell'ambito dell'inchiesta Pandora. I carabinieri hanno bussato alla sua porta alle 6. Era appena rientrato in Sicilia dopo aver concluso la missione a Verona, dove ha gestito la partecipazione della regione al Vinitaly. Sammartino è l'uomo forte della Lega nell'isola. Per il governo Schifani aveva anche la delega ai rapporti con l'Assemblea regionale siciliana. Nelle ultime 2 elezioni è stato uno dei campioni di voti. Il suo coinvolgimento nell'inchiesta e la sospensione dei pubblici uffici adesso gli impedirà anche di fare il deputato regionale. Inevitabilmente scoppia la bufera. Attacchi a tappeto da parte delle opposizioni. Per il capogruppo 5 Stelle Antonio De Luca stavolta Schifani non potrà far finta di niente. Il presidente Schifani deve immediatamente nominare un nuovo assessore all'agricoltura che in pienezza di poteri affronti questa grave emergenza. Attacca anche il PD, mentre Sud chiama Nord attraverso Ismaele Lavardera, che è anche vicepresidente della commissione antimafia, parla di ecatombe politica del governo Schifani. In mattinata Sammartino, lo ricordiamo, indagato per corruzione e dimessosi dagli incarichi di assessore regionale e vicepresidente della regione, ha dichiarato: tengo a sottolineare che non sono coinvolto in ipotesi di reato di mafia né di voto di scambio, sono sereno e certo che emergerà la mia totale estraneità ai fatti risalenti a 5 anni fa che con stupore leggo mi vengono contestati. Resto fiducioso nei confronti del lavoro della magistratura. Ma nel vortice giudiziario da qualche giorno c'è anche il comune di Paternò, dove il sindaco Naso è indagato per scambio elettorale politico-mafioso, confermato l'appello della procura contro il mancato arresto e c'è anche l'ipotesi dello scioglimento. Tonino De Mana. La porta del sindaco Naso è chiusa. Chiediamo di incontrarlo, ma dalla sua segreteria ci comunicano che è fuori sede. Non è a Paternò e comunque ha scelto la consegna del silenzio. La procura distrettuale di Catania, segnatamente il procuratore aggiunto Fonso, ha presentato appello contro la decisione del GIP Sebastiano Di Stefano Barbagallo di rigettare la richiesta di emettere un'ordinanza cautelare nei confronti del sindaco Antonino Naso, eletto con liste civiche nel giugno 2022 tra gli indagati dell'operazione Atena. Il reato ipotizzato, in concorso con 2 presunti esponenti del clan Morabito legato alla famiglia Laudani di Catania, Vincenzo Morabito e Natale Benvenga, è di scambio elettorale politico-mafioso. Che succede adesso? In caso di arresto, lo scioglimento del comune sarebbe automatico, ma potrebbe avvenire comunque. Bocche cucite in piazza, nessuna voglia di commentare. Chi invece ha voglia di parlare è sicuramente il capogruppo consigliare di Fratelli d'Italia, Alfio Virgolini. In qualità di candidato sindaco la scorsa volta, se è vero che questa cosa dovesse esistere, dico ecco, per questo forse ho perso la campagna elettorale, perché l'ho persa per pochi voti. Noi abbiamo chiesto comunque come gruppo di Fratelli d'Italia, io come capogruppo e Alberto Cardillo come presidente provinciale, l'azzeramento, cioè significa le dimissioni del sindaco dell'amministrazione e di tutto il consiglio comunale per andare a nuove elezioni, perché penso che in questo momento la città aspetti questo. E insorgono i partiti di opposizione che sollecitano il ministro dell'Interno Piantedosi affinché valuti la nomina di una commissione d'accesso. Una croce di cartone con 9 cartucce calibro 12 è il messaggio intimidatorio che il sindaco di Palma di Montechiaro, Castellino, ha trovato sul cancello d'ingresso della sua abitazione. I carabinieri sono a caccia degli autori, esaminando le immagini delle telecamere di zona. Sul ponte dello Stretto, cambiamo argomento, si consuma lo scontro tra maggioranza ed opposizione, mentre Salvini tira avanti dritto lavori entro l'estate. Francesco Triolo. I punti interrogativi, le richieste e l'impatto. Il tema ponte è più caldo che mai, soprattutto dopo le integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che toccano più punti del progetto definitivo. Un progetto che per il 95% è costituito da elaborati del 2011 e anche per questo oggi richiede aggiornamenti, specie per quanto riguarda lo studio di impatto ambientale più approfonditi di quello effettuato a settembre. Tra le 239 integrazioni elencate nel documento trasmesso alla Stretto di Messina dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto
dell'impatto ambientale, diversi sono gli elementi specifici che riguardano Messina e l'area siciliana del progetto. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini stamattina è stato chiaro: vada avanti dritto, ha detto, e conto che entro i 30 giorni la società Stretto di Messina dia le risposte a tutte le osservazioni fatte dagli altri ministeri. L'obiettivo, ha ribadito, è arrivare all'avvio dei lavori entro l'estate 2024. La capogruppo del PD alla Camera Chiara Braga invece ha sottolineato come il progetto non abbia mai superato il vaglio della compatibilità ambientale. Questa è una dimostrazione, ha detto, del fatto che le nostre preoccupazioni hanno un fondamento che nemmeno la protervia e l'arroganza del ministro Salvini possono superare. L'ecomostro è da rigettare con tutte le forze. Guarda al territorio invece il sindaco di Messina, Federico Basile, che chiede una tutela al di là delle posizioni ideologiche. Sono emerse diverse osservazioni, non le definirei criticità, più che altro suggerimenti rispetto a delle procedure che erano ferme appunto da 10 anni e devono essere rivalutate. Questo è uno step importante dal quale poi si deve partire per capire come il territorio, essendo cambiato, deve cambiare anche in funzione a quello che è il progetto del ponte. È un inizio, credo che la corsa del tempo, forse anche a fini troppo elettorali, non serva, perché l'opera rimarrà anche dopo le campagne elettorali, e cattedrali del deserto il Comune di Messina non ne vuole. E poi c'è l'altro tema scottante, la crisi idrica. Mentre la Regione annuncia investimenti sui dissalatori, le isole minori sono già avanti nella realizzazione degli impianti. I dissalatori per superare l'emergenza siccità. La strategia della Regione sembra già scritta e sarebbero 20 milioni di euro in tutto per i primi da realizzare in Sicilia, che riguarderanno le isole minori. Ma a pensarci sono stati prima già i sindaci delle Eolie e delle Egadi, sfruttando i fondi del PNRR. Se Riccardo Gullo, sindaco di Lipari, dice al telefono che alle Eolie già si è stato avanzato con un investimento di oltre 7 milioni e mezzo di euro che coprirà da Stromboli ad Alicudi, Francesco Forgione, sindaco di Favignana, ci ha investito 3 milioni e mezzo di euro per le Egadi, dove oltre agli impianti mobili di dissalazione sono previsti anche serbatoi, reti idriche di collegamento ed impianti per il recupero delle acque piovane. Già quando abbiamo fatto le scelte nostre programmatiche per la progettazione del PNRR, nell'ambito del bando per le isole verdi del Ministero per l'Ambiente, proprio di rigenerazione ambientale delle nostre isole, noi abbiamo programmato interventi finalizzati proprio a questo, alla depurazione, alla dissalazione, ovviamente per renderci sempre più autonomi. A Lampedusa e Linosa saranno realizzati 2 dissalatori con circa 8 milioni di euro. Tutti i progetti sono in fase avanzata ed i primi cantieri potrebbero partire già la prossima estate. Siamo alla cronaca, cercano di pagare le pizze con soldi falsi e al rifiuto picchiano selvaggiamente il rider e i suoi amici. È successo a Palermo. Tentano di pagare il conto al rider con denaro falso. Lui si rifiuta di consegnare pizze e birre per un centinaio di euro e viene aggredito insieme agli amici che lo avevano accompagnato. È successo alle 3 della scorsa notte in piazza del quartiere Ceppa a Palermo. 3 amici avevano accompagnato il rider per l'ultima consegna a tarda ora. Arrivati sul posto, i giovani che avevano ordinato le pizze e le birre hanno cercato di rifilare al rider una banconota falsa, e quando il ragazzo si è rifiutato di far finta di non essersene accorto è scattata l'aggressione. Prima gli spintoni, poi l'arrivo dei rinforzi del quartiere, fino a quando una decina di giovani lo hanno gettato a terra e picchiato con calci, pugni e colpi di casco. Sono intervenuti 3 amici in soccorso e anche loro sono stati picchiati. Sono comunque riusciti a liberarlo dal branco e a fuggire. A fare le spese dello scontro anche il lunotto posteriore della Renault Captur con la quale rider e amici erano arrivati sul posto. I giovani aggrediti si sono fatti refertare e hanno una prognosi di 21 giorni. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e i tabulati telefonici per risalire a chi ha effettuato l'ordine delle pizze e identificare il branco. E ai nostri microfoni l'appello di una mamma disperata: non ho più soldi per curare mia figlia, una bimba di 9 anni affetta da una rara patologia. Marco Gullà. È una mamma disperata, Cira. Sua figlia di 9 anni, affetta sin dalla nascita di 2 patologie rare neurodegenerative del sistema scheletrico. In tutta la Sicilia non c'è il reparto adatto per le cure della piccola, che quindi deve essere curata a Firenze. Un viaggio della speranza che però si ripete diverse volte all'anno. Una famiglia monostipendio che non può sostenere tutte queste spese, i debiti in banca. È un appello che la mamma fa attraverso i nostri microfoni. Adesso, a distanza di quasi 10 anni, non sono più nelle condizioni economiche di poter saldare questo enorme debito bancario che ho dovuto affrontare per sopperire alle spese sanitarie.
Cira è supportata nella sua battaglia da alcuni esponenti politici, ha chiesto invano un incontro con il presidente della regione Renato Schifani, chiede un aiuto economico. Chiedo la possibilità al presidente Schifani che possa ricevermi e nello stesso tempo chiedo alla regione siciliana che possa creare un capitolo di spesa adatto per potermi appunto rimborsare tutte queste somme di denaro che sono state appunto rivolte proprio per sopperire alle gravi necessità sanitarie. La piccola a breve dovrà nuovamente recarsi a Firenze per altre cure, ancora tutto a spese della famiglia Maniscalco. Questa mattina a Catania operazione della polizia nel quartiere di San Berillo, controlli su extracomunitari e verifiche su immobili fatiscenti dove spesso viene nascosta la droga. Intanto la Giunta Trentina ha deciso la rigenerazione di Piazza Turiferro e di Via di Prima. Manuela Corsi ci racconta le storie che abitano nel cuore di questo quartiere, tra i più affascinanti di Catania. Anche oggi, malgrado la vasta operazione di controllo del territorio da parte della polizia, San Berillo Vecchio mantiene le sue caratteristiche di quartiere tra i più affascinanti e contraddittori di Catania. Un melting pot di razze che convivono tra gli antichi fasti di una città nobile, immigrazione e prostituzione. Già, perché la prima cosa che fai appena entri nei vicoli del quartiere è quella di incontrare le prostitute. Stanno sedute su una sedia in attesa del cliente, quasi tutte sono straniere. Una di loro ci racconta la sua storia. Siamo tanti donne che abbiamo venuto qua, abbiamo mandato avanti le famiglie, abbiamo cresciuto dei figli. Quanti anni fa sei venuta in Italia? In Italia già sono tanti anni, 35. Oggi è come tanti anni fa quando sei arrivata oppure ci sono meno clienti? Clienti ci sono di meno perché quando hanno iniziato a entrare i ragazzi di Africa, i ragazzi di colore che si sono trasferiti qua, hanno aperto delle porte, allora loro rubano, picchiano. Da tempo qui si è insediata una comunità di extracomunitari che spacciano droghe, spesso molestano e derubano turisti e le stesse prostitute. Fanno scomparire la gente, in realtà i clienti hanno paura di venirci a trovarci. E tu invece hai paura a vivere qui, a lavorare qui? No, io non ho paura perché ho bisogno. A San Berillo capisci cos'è l'integrazione. Le prostitute sono amiche del quartiere, qui tutti si conoscono, si salutano e scambiano qualche parola. Com'è vivere qui? Benissimo. Caos un po', però siccome noi già sappiamo com'è, ci viviamo bene. Ci sono angoli del quartiere abbelliti e curati dagli stessi residenti, dove i fiori e la street art fanno dimenticare le brutture di palazzi antichi nobiliari abbandonati, fatiscenti e pericolanti, dove spesso viene nascosta la droga. Ed è qui che incontriamo un giovane imprenditore che ha deciso di investire nel quartiere. Io penso e credo che abbia tutte le carte in regola, le potenzialità per poter far riconoscere, ricordare le vecchie maestranze, la bellezza del quartiere. Non solo imprenditori, sono diversi gli artisti che hanno scelto di vivere a San Berillo. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Sport e benessere. In Piazza Università a Catania oltre 800 bambini di 20 scuole per una iniziativa del quotidiano La Sicilia che promuove la cultura dell'attività fisica come anche stimolo educativo. Eva Spampinato. Lo sport che fa bene non solo alla salute, ma anche alla socializzazione, all'amicizia, al rispetto delle regole condivise. E questo è il principale obiettivo dell'iniziativa del quotidiano La Sicilia, arrivata alla terza edizione, che oggi ha portato in Piazza Università a Catania oltre 800 bambini di 20 scuole catanesi. Con Sport e Benessere, il quotidiano La Sicilia vuole promuovere la cultura sportiva tra i giovanissimi come veicolo di stimolo educativo, ma anche come alleato contro la dispersione scolastica. Obiettivo comune di tanti insegnanti. Noi siamo la scuola polo per quanto riguarda il contrasto alla dispersione, quindi giornate come questa per noi sono giornate veramente importanti, fondamentali e belle. Lo sport principalmente è socialità, fratellanza e amicizia. Devo dire che ci stiamo impegnando con tornei di calcio femminile, una nuova iniziativa, pallavolo, il dodgeball tanto amato dai nostri ragazzi. L'evento è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie che proprio nella nostra isola rappresentano la fascia d'età più restia a svolgere attività fisica. È un modo per unire più cose, il territorio, i ragazzini, avvicinandoli alla pratica sportiva
e anche alla nostra testata, saranno i nostri lettori del domani e poi stimolando proprio quello che è la pratica sportiva, che in questo momento per noi nel Meridione e soprattutto in Sicilia è un handicap. Purtroppo siamo sempre la prima regione in Italia per sedentarietà minorile e conseguentemente per obesità infantile. Giochi di squadra, palloni, abbigliamento sportivo e tanto divertimento tra le bellezze del nostro centro storico. E sarà dedicato alla salute della donna il focus di oggi. Da domani sino al 24 aprile l'iniziativa Bollino Rosa consente visite e consulenze gratuite. Alle 14:30 ospiti di Adelaide Barbagallo, 2 specialiste del Policlinico San Marco di Catania, Liliana Mereo, direttore clinica ginecologica e ostetricia, e Laura Cimino, dirigente medico di endocrinologia. Potete inviare le vostre domande come sempre alla nostra linea WhatsApp 342 745 5005. L'appuntamento è su Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it. E ci fermiamo, c'è un'altra pausa per la pubblicità e poi torniamo con la pagina sportiva. E siamo alla pagina sportiva. Al calcio, la vittoria nel derby contro il Messina apre nuovi scenari per il Catania, la carica del difensore Contek, ora i play-off con la testa giusta. Tonino De Mana. La vittoria nel derby contro il Messina, che vale doppio per la classifica e per la rivalità tra le due tifoserie, scaccia l'incubo play-out ed apre nuovi scenari per il Catania, che domenica a Sorrento vuole chiudere la pratica salvezza per concentrarsi al resto della stagione. Ed inevitabilmente il pensiero corre ai play-off, come ammette il difensore croato Contek. Abbiamo adesso tanta opportunità per davanti per andare in play-off con la testa giusta. Il derby è propellente per questo finale di stagione. Quando vinci derby è bellissimo, queste 2 giornate passate bellissime, adesso è iniziata settimana nuova, subito andiamo con la testa per la prossima partita, lasciamo questa partita che abbiamo vinto dietro di noi e prepariamo tutte le cose per domenica. All'entusiasmo di Contek si contrappongono le brutte notizie che arrivano dall'infermeria e che riguardano il centrocampo. Out Peralta, per lui stagione finita, Zammarini, il cui rientro è previsto per l'ultima di campionato con il Benevento, Teio e Sturaro, che invece sono in dubbio per Sorrento. In difesa, possibile recupero di Monaco. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. L'informazione tornerà alle ore 19. Buon pomeriggio.